Buongiorno cari amici che ci seguite sempre in questi spazi che dedichiamo alle interviste. Oggi ci spostiamo a Pieve di Cadore, la patria dell'occhiale, possiamo dirlo, anche se poi la storia ha disposto tante novità, perché Agord è diventata una nuova patria dell'occhiale, molte occhialerie del Cadore si sono spostate via dal Cadore, ma in Cadore è rimasta l'unica scuola del Veneto che forma gli ottici, l'Istituto per Ottica di Pieve di Cadore, che ormai ha decenni di storia alle spalle. Si stringono ormai i tempi per le iscrizioni alle scuole superiori e noi vorremmo con questa intervista aprire un po' una finestra su questa realtà così importante nella formazione, nell'offerta formativa bellunese, con tre insegnanti proprio dell'Istituto per Ottici di Pieve di Cadore: Raffaella Barattin, Roberta Fornasier e Monica Tabacchi, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Ciao a tutte, grazie. Grazie a voi. Allora, io comincerei con Raffaella Barattin, con la professoressa Barattin, perché è lei la referente per l'orientamento. Quando i ragazzi, le famiglie hanno bisogno di informazioni su questa scuola, si rivolgono a lei. Allora noi ci rivolgiamo a lei, le chiediamo di spiegarci in che cosa consiste il ciclo di studi, di che tipo di scuola stiamo parlando. È una scuola professionale con caratteristiche molto particolari, vero professoressa Barattin? Sì, io insegno all'ottica dal 92, quindi conosco molto bene la scuola, sono un insegnante di chimica, è una scuola che alle spalle ha una lunghissima storia, sono 60 anni di storia ormai, ed è l'unica scuola statale del Veneto. L'indirizzo è un istituto professionale con un indirizzo che si chiama Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie di Ottico. È una scuola che ha un percorso di studi della durata di 5 anni, non esiste più la qualifica triennale, ma il percorso è un percorso completo appunto di 5 anni, porta un diploma di Stato e di fatto il percorso di studi è strutturato in un biennio e in un triennio. Il biennio è un biennio un po' comune, diciamo, a tutti i professionali per quanto riguarda sicuramente tutte le materie dell'area generale, quindi storia, italiano, geografia, educazione civica, e poi ci sono già delle materie di indirizzo, anche la stessa comunque chimica e fisica sono comunque materie di indirizzo, però materie diciamo professionalizzanti iniziano già il primo anno, per esempio abbiamo ottica, anatomia ed esercitazioni pratiche di laboratorio. Si tratta del laboratorio di montaggio lenti sostanzialmente. Ecco. Ecco, io sì, Sì, prego, prego. prego. No, No, sono volevo dire sorpreso l'orario. da questa forte impronta sanitaria, insomma, no? Di questa scuola, che forse Sì. uno non si aspetterebbe, magari uno immagina una scuola professionale, si tratta di prendere in mano strumenti, invece insomma c'è anche una forte componente appunto di quel tipo di scienze, no? La preparazione è di tipo tecnico-scientifico sicuramente, poi ha questo profilo sanitario ed è una preparazione quindi molto specifica. Ecco. Mi stava dicendo degli L'orario orari. sì, Ecco, sì, l'orario settimanale è di 32 ore come in tutte le scuole professionali e si spalma su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, con un rientro pomeridiano. Quindi diciamo abbiamo preso questa decisione per andare incontro a molti ragazzi che vengono dal Bellunese, anche da Feltre per esempio, ma anche da più lontano, e quindi in questa maniera hanno la possibilità il venerdì sera di tornare a casa. Ecco. Lei, professoressa, ha Sì. l'impressione che questa risorsa nostra bellunese sia abbastanza conosciuta nel Veneto, per esempio, visto che appunto siamo l'unica No. scuola del Veneto? No, eh? No, questa purtroppo è la sensazione, perché incontro molte persone che si stupiscono di questa realtà, non la conoscono abbastanza e quindi insomma anche questa è un'occasione per colmare questa lacuna. Ecco. Ma ben volentieri, speriamo che ci guardi gente anche da fuori provincia, perché parlando con la vostra collega Fornasier l'altro giorno, con cui c'era stato un contatto, ci dicevamo, mi spiegava che in Friuli, giusto, ce ne sono un paio di scuole, dico male,
ma Una, anche in una, Friuli, quindi sì. insomma veramente l'offerta è estremamente ridotta, pur essendo l'occhialeria uno dei settori industriali che anche nell'ambito di questo anno 2020 della pandemia, insomma, hanno mostrato di reggere all'urto, perché di fatto insomma l'occhialeria attira, l'occhialeria va molto forte anche in provincia di Belluno, insomma. Allora si faceva cenno adesso alla lunghissima storia di questo istituto per ottici di Pieve di Cadore. Io ho ripescato un articolo che avevamo pubblicato sull'Amico del Popolo che riguardava penso il cinquantesimo, forse i festeggiamenti fatti per il cinquantesimo, in cui si ricordavano gli auspici del professor Delotto, che insegnava, credo, medicina a Roma, no? Però Cadorino, gli auspici proprio che nascesse questa scuola in Cadore, ma sarebbe stato il secondo istituto d'Italia dopo uno di Roma, se non ricordo male, perché all'occhialeria bellunese cadorina, che in quegli anni 50 esplodeva, serviva una scuola, un percorso di formazione particolare. Ecco, su questi aspetti della storia credo di dover fare la domanda alla professoressa Tabacchi, vero? Sì, preciso una cosa, il dottor Delotto era un oculista che Oculista, ok. insegnava all'Università di Padova, oltre che essere medico condotto qui in Cadore, perché comunque lui abitava qui e era anche un uomo molto interessato alla vita amministrativa del Cadore, e vedendo quello che è stato lo sviluppo delle aziende di produzione di montature, diceva che produrre senza avere poi qualcuno che potesse vendere queste montature rischiava di essere un buco nell'acqua o comunque limitante. Di conseguenza decise di chiedere agli amministratori cadorini e all'allora provveditore della scuola di Belluno di istituire questa scuola. Nacque quindi 61 anni fa, lei parlava del 50esimo, noi l'anno scorso dovevamo festeggiare il 60esimo e abbiamo già il nostro progetto pronto, ma siamo in attesa che la pandemia ci consenta di festeggiare. In questi 60 anni la scuola ha formato numerosi ottici provenienti da tutta Italia e è diventata sicuramente un punto di riferimento nel mondo dell'ottica. Tuttora gli studenti mi dicono, gli ex studenti, quando vengono contattati per ragioni lavorative, mi dicono che quando riferiscono di avere il diploma preso alla scuola di ottica di Pieve di Cadore, questo sicuramente è una buona, come posso dire, Biglietto da referenza, un visita. biglietto da visita, certo, certo, certo. Ma sa, dottoressa e professoressa, adesso la interrompo. Quando ho riletto quell'articolo, appunto, che è anche sul web dell'Amico del Popolo, ho trovato un commento, c'era un commento che non avevo visto prima, di una persona con un cognome, potrebbe essere polacco, che in un italiano abbastanza stentato rivelava di aver frequentato molti anni fa la scuola di ottica di Pieve di Cadore, di avere ricordo dei paesi dove aveva lavorato e adesso lavorava a casa sua, insomma, ecco, però conservava questo ottimo ricordo della preparazione ottenuta nella scuola di Pieve di Cadore. Diciamo un respiro anche internazionale che uno magari non si aspetta, no? E forse in provincia abbiamo un'altra realtà unica che può vantare questo tipo di apertura, che è la scuola mineraria di Agordo, perché anche lì la formazione, no, ha portato a generazioni appunto di super esperti agordini che sono andati in giro dappertutto, in tutto il mondo, insomma, quindi abbiamo queste punte di eccellenza anche nella formazione sicuramente. E la domanda ovvia è: quale sbocco dà? Adesso chiederei proprio alla professoressa Roberta Fornasier, che cura gli aspetti che una volta si chiamavano quelli appunto dell'alternanza scuola-lavoro, quindi anche dell'inserimento di questi ragazzi poi nel mondo del lavoro attraverso anche esperienze pratiche come quelle che attraverso questa scuola si cura. Cosa avviene uno che esce col diploma di ottico a Pieve di Cadore? Che cosa fa? Che cosa può fare? Allora, avendo conseguito l'esame di Stato, cioè quindi il diploma nazionale, può accedere a qualsiasi facoltà universitaria.
Quindi noi abbiamo ex allievi che si sono, diciamo, iscritti alle facoltà più disparate, dall'ingegneria gestionale alla medicina, quindi è comunque un importante aspetto che è stato garantito anche alla formazione professionale con la continuazione, cioè con il completamento del percorso ai 5 anni all'esame di Stato. Poi la professione più naturale chiaramente è quella dell'ottico, che può essere specializzata attraverso un corso triennale di optometrista. Si tratta di un ramo della facoltà di fisica, la facoltà più vicina, la sede più vicina è Padova, e è una figura chiaramente più tecnica e più specializzata rispetto a quella dell'ottico, e diciamo è lo sbocco più naturale. Un altro sbocco più, diciamo, tagliato sugli aspetti medici è quello della professione di ortottista, che però, diciamo, implica un percorso, diciamo, più legato agli aspetti proprio sanitari e di altro tipo. Alcuni scelgono proprio di proseguire. Io per esempio ho una cugina che si è diplomata e che poi ha scelto medicina e adesso è oculista, ma il diploma dà la possibilità anche di accedere a molti lavori aziendali, in primis nelle aziende, diciamo, produttrici di strumentazioni, di lenti, di materiali, di lenti a contatto, quindi di tutte quelle di tutti quegli strumenti e di quei beni che vengono poi commercializzati dall'ottico, perché chiaramente avere a che fare con un professionista, con un venditore, con un agente che sia formato diciamo nella materia e che conosca la materia nello specifico, è un vantaggio competitivo per le aziende. E poi ultimamente anche le aziende manifatturiere richiedono la figura dell'ottico come un tecnico interno che metta a disposizione le sue competenze proprio per lo studio e la progettazione dell'occhiale, perché chiaramente a seconda della tipologia di lente, della tipologia di correzione, anche la montatura deve avere determinate caratteristiche, quindi anche le aziende manifatturiere si stanno attrezzando con dei professionisti. Poi devo dire che la nostra scuola diciamo, per esercitare come ottici indipendenti è necessario essere iscritti ad un albo professionale. E esiste un esame di Stato che la nostra scuola eroga, che i ragazzi possono conseguire. Noi generalmente la nostra sessione è tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre di ogni anno, e conseguendo l'esame di Stato gli ottici possono lavorare come ottici indipendenti, cioè essere titolari di un negozio o responsabili di negozio. Che appunto è una qualifica non da poco, perché alla fine l'ottico in negozio è abilitato anche a fare degli esami, no, sul cliente per verificare la situazione della sua vista, insomma, quindi di fatto quando uno ha bisogno dell'occhiale da vista, se non ha patologie particolari eccetera, basta che si rivolga al proprio ottico, un negoziante che sia anche ottico, e lì ottiene la misurazione della vista, ottiene i dati che servono a creare le lenti da vista adatte alla sua situazione, giusto? Però questo appunto lo si ottiene, lo si può fare solo se si è abilitati, se si è usciti da un percorso formativo idoneo, vero? Sì, c'è anche da dire che l'ottico molto spesso è la prima figura che viene vista, che vede Certo. che ha dei problemi di vista, perché magari non si pensa subito di andare dall'oculista, innanzitutto si va dall'ottico e ci si misura la vista, quindi chiaramente è una professione che non ha dei veri e propri aspetti medici, cioè quando ci sono delle patologie deve intervenire un oculista, però può riconoscerle in qualche modo e indirizzare immediatamente il cliente al professionista adeguato che può risolvere il problema, insomma, quindi è anche, diciamo, il first entry, diremo in inglese. Ecco, sì, ma io sai, da over 50 ormai ho dovuto fare i conti con il
il calo della vista che più o meno capita a quest'età, mi sono rivolto ad un amico ottico che ha studiato a Pieve e che lavora qui a Belluno e mi ha detto, mi ha visto, mi ha detto quanti anni hai tu, aveva già capito che cosa andavo a chiedergli e poi insomma devo dire che alla fine l'essere accolti col camice, portati nella stanzetta dove ci sono tutte le strumentazioni eccetera che sono di tecnologia avanzatissima, ti dà l'idea appunto che tutto questo implichi delle conoscenze non proprio banali e delle responsabilità anche tutt'altro che banali, no? Perché sappiamo che il problema anche delle lenti comprate al supermercato, insomma, con tutto il rispetto per i produttori e per i supermercati, insomma, con diciamo correttive della vista all'ingrosso non sono una soluzione ottimale, vero? E lì non c'è un ottico che ti consiglia. Questo penso che forse è un tema che salta fuori anche a scuola, no? Vi chiedo. È un grosso tema che riguarda un po' tutta la professione, se ne discute spesso e all'esterno forse uno non ha la consapevolezza effettiva di che cosa comporta fare un'analisi della condizione refrattiva della visione completa con una compensazione adeguata. Quello che facciamo noi a scuola è proprio questo, cercare di formare i nostri studenti affinché una volta che si inseriscono nel mondo del lavoro siano in grado di andare incontro alle esigenze visive che esulano da quelle che sono le patologie, come diceva giustamente Roberta, ma che siano anche in grado di consigliare la persona eventualmente il controllo superiore se individuano un problema che va oltre le competenze. Perché a volte anche quando si parla di occhi, a volte come per altre patologie, spesso prendiamo sotto gamba situazioni che invece andrebbero valutate molto seriamente, no? Perché le patologie dell'occhio possono essere anche molto gravi, sia come degenerazione proprio della vista, ma anche altro, possono esserci anche dei tumori, possono esserci anche situazioni importanti di cui sicuramente un ottico specializzato può avere il sospetto più di quanto non possiamo averlo noi che non abbiamo una specializzazione e una preparazione specifica, no? Credo. E chiederei ancora alla professoressa Fornasier, abbiamo parlato dello sbocco universitario. In provincia c'è anche una realtà nuova degli studi che è l'Istituto di Formazione Superiore, l'ITS dell'Occhiale, che è partito a Longarone presso Certottica. Siccome li abbiamo intervistati, siamo andati lì varie volte, eccetera, a me risulta che il tasso di occupazione poi nel mondo del lavoro di chi frequenta quel triennio che è a metà tra università e scuole superiori è un tasso di occupazione altissimo, veramente c'è da chiedersi come mai i bellunesi non abbiano ancora scoperto, come mi aspetterei, insomma, questa possibilità enorme che abbiamo in provincia di Belluno. Anche quello è uno sbocco naturale, no? Sì, certamente. C'è da dire che una volta nel curricolo era previsto proprio anche un monte ore dedicato alla progettazione dell'occhiale, vero Monica? In passato, che poi è stato nel tempo, diciamo, le varie riforme hanno in qualche modo modificato il curricolo, per cui non esiste più attualmente. Noi abbiamo una collaborazione con Certottica per quanto riguarda, diciamo, l'orientamento in uscita e ogni anno qualche nostro studente decide di fare il loro corso, loro ci ospitano annualmente e i nostri ragazzi hanno la possibilità di fare un laboratorio di sketch dell'occhiale a mano libera e nel quale sperimentano proprio questa, diciamo, questo momento creativo di creazione fantasiosa dell'occhiale e la nostra collaborazione con questo ITS è ormai, diciamo, rodata e anche molto, diciamo, utile sia per noi che per loro, perché alcuni dei nostri ragazzi trovano proprio la loro strada nel design. Sì, attualmente. Mi sembra anche interessante, no, che c'è questa scuola superiore, la vostra, che forma i ragazzi proprio sul funzionamento dell'occhio, sul funzionamento della vista, eccetera. Poi se uno scopre di avere anche un'attitudine più artistica, insomma, può trovare un complemento importante sempre in provincia di Belluno. Penso che un'offerta così completa in provincia di Belluno sulla formazione sia proprio solo quella riferita all'occhiale. Non credo che esista un altro percorso così completo come quello sull'occhiale, insomma.
Alla professoressa Barattin, torniamo a lei, visto che parliamo di orientamento. Quanti Sì. giorni ci sono ancora per poter decidere a quale scuola superiore iscriversi? E se qualcuno fosse interessato, magari perché ha visto questa intervista, può chiedervi di Ma saperne qualcosa di più? Cosa si può fare? senz'altro. Allora le iscrizioni si chiudono il 25. Noi abbiamo finito ieri sera la scuola aperta online che abbiamo fatto, però comunque basta chiamare a scuola. La scuola di ottica fa parte dell'Istituto Fermi, comunque abbiamo un numero diretto, insomma, e basta andare anche Lo sul dica sito del Fermi. va bene. 0435 33071, questo è il nostro numero di telefono. Basta chiedere della professoressa Barattin, della professoressa Tabacchi, se non ci sono io c'è sicuramente qualcun altro e siamo a disposizione per qualsiasi cosa. Benissimo. La scuola, volevo dire, è una scuola ben attrezzata anche proprio dal punto di vista dei laboratori, è una scuola che ha una lunga storia e quindi vale sicuramente la pena, insomma, informarsi bene perché è un'opportunità, ecco. Ecco, Sul sito abbiamo anche del materiale informativo e quindi basta cercare le informazioni, c'è una presentazione della scuola, ci sono quindi anche delle fotografie, quindi se un ragazzo vuole farsi un'idea, insomma siamo a disposizione, ecco. A me colpisce perché quando parliamo di demografia, di spopolamento, di assenza di servizi in provincia di Belluno, pensiamo soprattutto alle terre più alte della provincia di Belluno che soffrono di più di questa tendenza, no? E si pensa sempre alla marginalità. In realtà, se guardiamo al mondo dell'occhialeria, la provincia di Belluno è tutt'altro che marginale. E io so, perché appunto ne avevamo parlato con la professoressa Fornasier, che tra le iniziative che purtroppo questa pandemia ha stoppato c'era anche l'idea di portare i ragazzi al nido, dico giusto. Voglio dire, abbiamo qui in Italia strettissimamente legata al Cadore la fiera internazionale dell'occhiale che si svolge a Milano, proprio perché Milano è una sede importantissima, insomma, ed è strettissimamente legata al Cadore. Voglio dire, c'è questo filo diretto, anche questa è una finestra sul mondo come poche altre sono possibili, no? Chiederei proprio alla professoressa Tabacchi, che se non ho capito male si è occupata molto anche degli aspetti così di storia, e alla professoressa Fornasieri, insomma, di dirci qualcosa su questo tipo di aggancio e di iniziative. La mostra in merito alla mostra internazionale dell'occhiale, anche quella nasce sempre su idea dei Cadorini, è nata un po' relativamente in piccolo e è diventata quello che sappiamo adesso essere un punto di riferimento internazionale importantissimo. Noi i nostri ragazzi li portiamo tutti gli anni, più o meno, un anno sì, un anno no, portiamo almeno una classe e all'interno del percorso che fanno devono andare almeno una volta al nido perché si devono rendere conto di che cos'è questa realtà, perché fino a un po' di anni fa, devo dire, molto spesso avevamo studenti che avevano i genitori che lavoravano nelle aziende di occhiali e quindi avevano anche un'idea di che cosa fosse il nido, ma adesso mi rendo conto che molto spesso i ragazzi non lo sanno e invece è una realtà importantissima. Di solito poi quando andiamo loro rimangono molto stupiti proprio dalla dimensione della fiera stessa e dalla quantità di gente che arriva da tutto il mondo. Quindi sicuramente per noi fa parte delle iniziative che scegliamo sempre proprio come il percorso PCTO, lo inseriamo lì all'interno e appunto come dicevo cerchiamo di essere sempre presenti. Volevo anche aggiungere una cosa rispetto alle cose dette fino adesso. Ci sentiamo di dire, credo le mie colleghe siano d'accordo, che avremo bisogno di avere molti più ottici di quelli che riusciamo a formare e non solo a Pieve di Cadore, in tutta Italia e anche all'estero, cioè abbiamo richieste anche dall'estero perché gli ottici purtroppo sono pochi. È una figura che probabilmente perché i problemi visivi sono diventati molti di più e soprattutto le esigenze visive sono di più perché utilizzando i dispositivi digitali che ormai sono alla portata di tutti, l'impegno visivo è diventato maggiore
non c'è più il problema solo di quelli che hanno, diciamo, superato i 50 anni, molto spesso anche i giovani manifestano delle difficoltà da vicino perché i dispositivi digitali mettono a dura prova il nostro sistema visivo e abbiamo bisogno di rispondere a queste persone. E quindi c'è necessità di personale formato per farlo. Abbiamo interrotto la professoressa Fornasier che stava per dire qualcosa, forse proprio su questo aspetto del rapporto col nido. Ah sì, forse qualcosa No. di detto. Il Mido è una delle iniziative dei percorsi trasversali per le competenze per l'orientamento, che è una parte molto importante del nostro percorso e rappresenta la proiezione dei ragazzi al di fuori della scuola nel mondo del lavoro. La nostra offerta da questo punto di vista è variegata e anche diciamo molto rodata negli anni, perché come tutte le scuole professionali ormai moltissimi anni fa si era iniziato con la cosiddetta terza area, che poi è diventata alternanza scuola-lavoro, quindi ultimamente diciamo questi percorsi sono stati distribuiti rispetto a tutte le scuole superiori. Negli istituti professionali chiaramente sono più di tradizione. E per quanto riguarda la nostra offerta, noi abbiamo strutturato i percorsi in due parti. Ci sono dei percorsi diciamo che vengono svolti dai ragazzi esternamente rispetto alla scuola e una parte invece viene svolta internamente. Rispetto a quello che si fa fuori, chiaramente si visitano le aziende, si va al nido, si esce sul territorio e anche si fanno delle esperienze lavorative vere e proprie, degli stage nei negozi di ottica e anche a volte nelle aziende produttrici, perché è giusto che i ragazzi si rendano conto anche di come viene manufatturato l'occhiale. Internamente fanno altri tipi di esperienze, entrano in contatto, vengono a visitarci degli esperti del settore, dei professionisti che lavorano in aziende produttrici sia di materiali che anche di strumentazioni, fanno degli workshop particolari e fanno un'altra attività che ci lega moltissimo anche con il territorio, che è quella degli screening, che è un'attività molto, diciamo, significativa per noi, perché permette ai nostri ragazzi innanzitutto di sperimentare autenticamente la loro professione e di mettere le loro competenze a disposizione del territorio. Noi ospitiamo i bambini che vengono dalla scuola primaria, molto spesso talvolta anche dalla scuola dell'infanzia, vengono visitati con la supervisione degli insegnanti esperti e in più di qualche caso sono stati in grado di riconoscere delle situazioni sulle quali poi è stato necessario intervenire, chiaramente con visite ulteriori e ulteriori approfondimenti. E questa è un'attività, diciamo, che per noi è molto importante perché rappresenta un dialogo con il territorio, ma anche un lavoro autentico che i nostri ragazzi fanno e mettono a disposizione della collettività. Certo, benissimo. Beh, io vi ringrazio tanto perché credo che siamo riusciti in pochi minuti alla fine a rendere l'idea di che cos'è questa scuola, ma di qual è anche il suo potenziale. Io lascerei l'ultima parola per un saluto e un appello finale, insomma, a conoscere meglio gli ottici di Pieve, appunto alla referente per l'orientamento. Quindi torniamo a Raffaella Barattin, lasciamo a lei il saluto finale. Io vi ringrazio tutte e speriamo, appunto, auguriamo un lungo e prospero futuro agli ottici. Prego, professoressa Barattin. Io vi ringrazio di questa opportunità, chiaramente sappiamo tutti che la montagna si sta spopolando e quindi noi abbiamo un estremo bisogno di far conoscere la scuola anche fuori dal nostro territorio e quindi anche dal Bellunese con le corrieri i ragazzi possono arrivare a scuola da noi, hanno la fermata davanti alla scuola, i ragazzi sono seguiti, è una scuola piccola per cui veramente è quasi una grande famiglia e quindi mi sento di dire che è una buona opportunità per i ragazzi, insomma, non solo del posto ma anche dell'intera provincia. Perfetto, grazie. E vi ringrazio per questa opportunità. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci. Ciao, arrivederci. Arrivederci.